Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza, non sei un terrorista, devi farti forza, non sei l'unico. Ci sono stati parecchi altri, però ti devi laureare. Carcere di Verona, 3 dicembre scorso, Nicola Turetta, padre di Filippo, arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è a colloquio con il figlio e gli dice queste parole, intercettato dagli inquirenti. La conversazione, pubblicata dal settimanale Giallo e riportata dal Corriere della Sera ed altri quotidiani, riporta le parole del primo incontro con i genitori del giovane di Torreglia dopo la cattura in Germania al termine della fuga seguita all'uccisione di Giulia e all'abbandono del corpo nella scarpata in un bosco vicino al lago di Barcis, in Friuli. Dalle parole del padre, probabilmente un tentativo di rincuorare il figlio Filippo, che tra le altre cose gli chiede se fosse stato licenziato per colpa sua. Anche queste parole entrano negli atti del fascicolo. La prima udienza del processo è stata fissata per il 23 settembre. Perplesso uno dei legali della famiglia Cecchettin, l'avvocato Stefano Tigani. Resto sempre molto perplesso nel vedere pubblicate così intercettazioni o comunque atti del processo che sinceramente dovremmo svolgere e dibattere nel processo, quindi questo ribadisco mi lascia sempre molto perplesso e peraltro in questo momento non mi sento di aggiungere altro, adesso ci concentriamo, in settembre ci sarà questo complicato e lungo processo e mi concentrerei su questo in questo momento qua. Nel merito non ci vorrei proprio entrare.